Chuck. Internet è pieno di uomini convinti che la cinofilia sia una gara di morsi. Questo fa 700 psi, questo spacca le ossa, questo ammazza un lupo, questo distrugge un lupo col cane dentro e con un uomo. E ogni volta a vincere è sempre lui, il cane da presa. Pitbull, dogo argentino, presa canario, fila brasileiro, American Bulldog, cane corso, insomma li conoscete. Razze diventate ormai quasi creature mitologiche. Oggi leggere qualche articolo sui social o che so, l'anello di Re Salomone o il Signore degli Anelli è la stessa cosa. Non si distingue più il fantasy da ciò che è reale. Sono delle razze ormai realmente divenute quasi mitologiche. E attenzione, io non sto dicendo che questi cani non siano nel merito straordinari. Anzi, molti cani da presa sono animali incredibili, fisicamente impressionanti e costruiti con una dovizia di particolari ed un'eccellenza di allevamento veramente spaventoso. Pochissime altre tipologie di cani possiedono così tanta dovizia di particolari. Il problema è un altro. Il problema è che internet li ha trasformati in personaggi per l'appunto fantasy e ha ridotto la cinofilia ad una domanda infantile: chi morde più forte? Questa è la domanda del mondo cinofilo. Ma la cinofilia vera, quella seria, quella che nasce dal lavoro, dalla selezione, dalla funzione, dalla preparazione, non ragiona così. E infatti c'è una domanda molto più interessante da fare. Se il cane da presa è davvero il cane più efficace in assoluto, perché polizia, eserciti, unità speciali, sicurezza presidenziale, guardie repubblicane, antiterrorismo non usano mai cani da presa? Perché utilizzano Malinois, pastori tedeschi, Dutch Shepherd, Doberman, Bovari delle Fiandre, Busseron, Schnauzer? Perché? La risposta è semplice. Forza ed efficacia non sono la stessa cosa. E per capirlo dobbiamo partire dalla parola più abusata dalla cinofilia moderna. PSI significa pounds per square inch, tradotto libbre per pollice quadrato. È una misura della pressione e non della forza assoluta e soprattutto non dell'efficacia di un cane. Il PSI misura quanta pressione viene esercitata su una superficie precisa. In pratica, quanto carico riesce ad applicare una mandibola in un punto specifico. Ed è qui che nasce il primo gigantesco equivoco. Perché la gente legge 700 PSI, 800 PSI, 1000 PSI. Non c'ho un cane, c'ho una tigre, c'ho un leone. Pensa automaticamente, se questo cane chiude 200 kg meno di un leone, col leone si la litiga. Questo cane minimo che pensa è devastante, ma biomeccanicamente il discorso è enormemente più complesso, perché il danno reale non è dettato solamente dalla pressione statica, dipende da velocità, accelerazione, precisione, impatto, targeting, rapidità neurologica, capacità di reiterare l'azione, gestione dello stress e la resistenza operativa. E ne ho citate alcune, a memoria. Detta semplice, non conta soltanto quanto stringe. Quello arriva dopo, conta come entra. Una pressa idraulica esercita una pressione enorme, ma un pugile professionista
in un contesto reale, in una situazione reale, può essere infinitamente più efficace, perché sulla pressa ci devi andare a sbattere e poi gira ti viene a prendere, perché conta il timing, la velocità, la biomeccanica, la precisione. E infatti il PSI ha anche enormi limiti di scienza, e non sono io a dirlo, perché non esiste un metodo universale che metta d'accordo tutti, perfetto per misurarlo. Cambiano i sensori, gli angoli, la motivazione del cane, il momento del cane, la posizione mandibolare, la dinamica dell'azione, il contesto che attiva l'azione, riconosciuta come attivazione. Ed è per questo che online si leggono numeri completamente folli, perché la realtà di un cane non può essere ridotta ad un solo numero. Ed è qui che arriviamo alla differenza enorme tra un cane da presa e un cane da utilità e difesa. Il cane da presa nasce storicamente per trattenere, contrastare, mantenere la presa, comprimere, resistere fisicamente. E qui bisogna dire una cosa importante: la capacità di pressione di alcuni cani da presa è devastante, è impressionante, è altisonante, perché parliamo di animali selezionati per restare dentro quella tipologia di conflitto, per sopportare stress fisico, per mantenere presa e stabilità anche in situazioni durissime. Biomeccanicamente parliamo spesso di cani, parliamolo spesso, sempre, cani massicci, compatti, potentissimi sul collo, baricentri bassi, grande stabilità di trazione e muscolatura morfologicamente costruita per la tenuta. La loro presa tende ad essere piena, compressiva e persistente. Il cane da presa non nasce per entrare e uscire dal conflitto, nasce per restarci dentro. Ed è proprio questo che li rende animali incredibili nella loro specializzazione. Perché un grande cane da presa, quando lavora bene, sembra quasi una morsa biologica. Tolgo il sembra quasi e faccio un passo indietro. È una morsa biologica. Ed è giusto riconoscerlo, attenzione, è fondamentale conoscere il tema, l'argomentazione, ma poi esiste un altro mondo, quello del cane da utilità e difesa, e qui cambia completamente la filosofia selettiva, perché razze come pastore belga malinois, pastore tedesco, pastore olandese, Doberman, Rottweiler, bovaro delle Fiandre, Busseon, Boxer non sono state selezionate soltanto per mordere, sono state selezionate per collaborare con l'uomo. Reagire rapidamente, intervenire, inseguire, leggere le situazioni, rilasciare, rientrare. Quindi interrompere una situazione e riprendere quella situazione. È una doppia azione, è una riattivazione. Mantenere lucidità operativa, ed è una differenza gigantesca. Uno studio finlandese molto importante sui cani da polizia ha mostrato una cosa interessantissima, cercherò anche di metterlo. Durante i cosiddetti long attack, quindi attacchi operativi in corso, il danno biomeccanico non dipendeva soltanto dalla forza del morso, dipendeva anche da accelerazione, impatto, massa in movimento, decelerazione. Cambia tutto, eh? Tradotto in italiano semplice, il cane non è soltanto mandibola, è un proiettile biologico. Un cane con questa selezione è un cane che gestisce la propriocezione, cioè come il suo corpo occupa lo spazio e come invade lo spazio in modo perfetto. Sa che velocità entrare in un attacco, sa quando rallentare. C'è un esempio che anche il neofita può ricercare adesso, alla fine di questo video, su internet, andare a vedersi un attacco lanciato dei cani da utilità e difesa, vedere che cosa fa quel cane. Molti pensano che sull'attacco lanciato, su quei 50 metri di corsa,
La difficoltà del cane si ha negli ultimi 5 metri, quindi quando stacca, no? E impatta sul figurante, sulla manica o sul costume, che dir si voglia, dipende dallo sport. No, la forza di quel cane non la misuri nel momento in cui entra, ma quando si allontana dal conduttore comincia la corsa e comincia a pensare nei primi 10 metri, 20 metri, 30 metri e lui va verso il pericolo da solo. Quella è la misura del coraggio ed è sovrapponibile alla misura del coraggio di un cane da presa che durante una tempesta tuoni. Il tuono in natura non è mai una bella cosa, il lampo in natura non è mai una bella cosa. Il cane da presa è fuori sotto la pioggia al temporale e difende la sua proprietà. Capite che sono due differenze, due unità di misura lontane, perché magari un cane da presa può avere più forza statica, ma il cane operativo entra più veloce, accelera di più, cambia traiettoria più rapidamente, rilancia l'azione più rapidamente, ha più rapidità neurologica, ha più precisione, ha più capacità di adattamento operativo e soprattutto lavora meglio nel caos. È dinamico, movimento, stress, velocità, caos, decisioni improvvise, cambio di situazione, è selezionato per quello. Il cane operativo in quella roba lì, il cane operativo moderno domina. Ed è questo il motivo per il quale eserciti, unità speciali, polizia, sicurezza presidenziale utilizzano prevalentemente Malinois, pastori tedeschi, pastori irlandesi e non i cani che vengono raccontati nei social da bar. Interessante, dinamiche divertenti, ma la cinofilia poi è un'altra storia. Questa non è moda, è selezione funzionale. Perché nel mondo reale non basta stringere forte, perché magari quella stretta è stata selezionata per prendere una corda e tirarla e non perdere la presa, non perdere la presa. Bisogna intervenire rapidamente, restare lucidi, gestire la pressione, discriminare e rilanciare l'azione. Ma internet ama i mostri. La cinofilia seria ama la funzionalità e il tentativo di spiegare, indipendentemente da come questo poi venga recepito. E forse il problema più grande è proprio questo. Abbiamo trasformato razze incredibili in figurine da combattimento. Quando dietro quei cani c'erano pastori, mandriani, guardiania, guerra, utilità, lavoro vero, collaborazione con l'uomo, e il cane più efficace spesso non è quello che impressiona di più. Perché la vera forza di un cane non è soltanto quanto stringe e quindi PSI, questa fantomatica unità di misura, è quanto sa fare. Meglio se in collaborazione con l'uomo, che esso sia presente o assente. Se questi contenuti vi piacciono, sostenete il canale, abbonatevi al canale, iscrivetevi ai miei profili social, nel senso molti vivono questa community così, tanto no, a me piace proprio, fatemi domande, scrivete nei commenti, commentate, a me piace, ma soprattutto fatevi vedere che ci siete, quindi fate girare i video, tanto nel tempo abbiamo costruito una community non tossica, si escludono da solo, cioè quelli che entrano, il cane mio, quelli si escludono da solo, quindi seguitemi su LinkedIn, su Facebook, su Instagram, ho un canale Telegram che si chiama Emanuele Artibani, ho voluto dare un nome originale, seguitemi dappertutto, tanto sapete come trovare, cercatemi e seguitemi, magari fatemi anche riconoscere perché è una cosa che mi fa particolarmente piacere. Ricordo che ogni martedì esce un nuovo video e vi chiedo anche di mandarmi i vostri suggerimenti su quali sono i video che vorreste vedere. Non sono un jukebox, però magari provo a fare quelli che più o meno piacciono a tutti. Oh, magari piacciono a me.